Chi ha la forza, il potere comanda e tutti gli altri non contano niente. No, vabbè, pazzesco, regà. Cioè, abbiamo scoperto che vince il più forte. Incredibile! Oddio, anche in natura funziona così. Sopravvive il più forte. Pazzesco, eh! Io veramente non riesco a concepire questa roba qua. Gente che si sveglia e fa... "Oh, cosa? E da quando è successo questa roba qua? Vince il più forte? Che brutto! Oh no! Non siamo d'accordo, facciamo uno sciopero. Venerdì. Venite con me a vivere a Narnia, a Topolini, a Paperopoli, nel mondo delle Winx. No, perché io vorrei almeno che mi mandaste una cartolina. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo George che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? Sì, c'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e vedi. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Ma adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera ascoltatori di Radio Libertà, Talebani speaking. Pensavate che fossi in giro a cialtronare, eh? E invece vedete che il talebano alla fine porta sempre a casa risultati. Grazie ai miei incredibili ordigni napoletani, quello schifoso dittatore di Khamenei ha provato per la prima volta un amplesso omosessuale con un razzo su per il culo e mio cugino Vittorio noto che è davvero contento di tutto ciò. Detto questo, chiedo perdono, ma ultimamente con tutti quanti questi conflitti in alto mi viene davvero difficile continuare a frequentare gli studi di questa sciagurata trasmissione. E quindi niente, non c'è nulla da dire. Mi sono giunte delle critiche in questa settimana, però devo ammettere, sul fatto che alcuni miei colleghi siano stati catturati da dei soldati pakistani. No, ragazzi, non è assolutamente vero. Quelli erano degli stagisti. Quindi, per favore, evitiamo di confondere la merda con l'oro. No. Il talebano è un solo professionista, grande ambasciatore e tutto quanto. Gli stagisti non contano niente e non verranno nemmeno rimborsati per l'infortunio sul lavoro. Giusto. Come sempre, cancellate questo programma e andate a fare in culo! Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà. Qui con voi dopo il signor Talebano che avete appena avuto il grande onore di ascoltare via messaggio vocale. C'è il vostro solito signorino della Cattolica Marco Rubeo insieme all'unico, il solo, la rockstar definitiva che sicuramente ha seguito la finale di Sanremo, cugino Vittorio. Buonasera a tutti. Oggi paga Khamenei. E è tornato a trovarci qua in studio Il signorino della della statale. che signorino di signorino della Cattolica ormai qua ce n'è uno mi solo. hai contagiato. Il signorino della statale, il berbero elegante. Waila Tik, anche detto il berbero elegante. Buonasera. Giro d'applausi. Facciamo gli applausi. Buonasera, ma cosa ci fa qui? Come mai ha deciso, dopo essersi fatto del male una volta, di farsi del male una seconda volta? Ma evidentemente il talebano ha deciso di cialtronare, a differenza di quello che ha detto, allora io invado il campo di Radio Libertà dopo che insomma gli israeliani cercano di invadere l'Iran, io cerco di invaderli in qualche maniera. Bene, cugino, dai, allora faccio fare l'introduzione a te perché sicuramente tu sei quello che più di... Cioè, stiamo godendo tutti, ma sicuramente tu più di tutto il mondo sta godendo in questo momento. Che cosa è successo questo weekend oltre alla finale di Sanremo? Ma assolutamente sì. Allora, oltre ad un magnifico weekend in cui ho dato fondo alle mie abilità di grande bevitore, dimostrando di essere un degno rappresentante di questa incredibile regione nel fatto di bere, alla mia quinta birra della giornata di sabato. Della serata. Della giornata, ho iniziato alle 3 del pomeriggio. Perfetto. È arrivato un messaggio del carissimo cugino Marco, Onorato di averti dato io la notizia. esattamente, direttamente ovviamente dagli uffici dei governativi americani, Certo.
insomma, di cui stava svolgendo un lavoro prezioso, è arrivata la notizia che quel cane maledetto di Khamenei ha finalmente raggiunto l'altro mondo e lo aspettano probabilmente le 72 vergini. E come ne fanno vedere, insomma, nei Griffin, spero che siano dei nerd che giocano a Magic l'adunanza e non delle belle ragazze come vorrebbe la tua religione delle... Comunque, cosa dire, insomma... avevo fatto un augurio a Khamenei, sì. E si è avverato, insomma, il dottor Talebano mi deve anche dei soldi perché quella frase è mia e ne ho anche i diritti. C'è il copyright. Esatto, questo l'ha usata, quindi mi aspetto del denaro per l'utilizzo di quella frase. E finalmente quel porco ha lasciato questo mondo, e nella maniera più omosessuale possibile. Spero che la penetrazione missilistica sia stata doppia, anzi, perché mi darebbe ancora più gioia in tutto questo. E fatemi dire una cosa al dottor Talebano: lei è davvero una persona furba, perché sa benissimo che i pakistani non sono gli israeliani, e quindi lui va a sostituire, perché nel frattempo anche Afghanistan e Pakistan stanno veramente dando dentro di brutto pure loro. È stato ucciso il leader dei talebani, e possiamo dirlo qui in diretta su Radio Libertà, fumata bianca. Il dottor Talebano prenderà il leader dell'organizzazione, prenderà il comando dell'Afghanistan. Quindi cosa dire, cugino? Su questa radio abbiamo raggiunto delle vette incredibili. Il porco è morto, sì. E quindi stiamo tutti godendo come dei matti. Adesso ci mettiamo a stappare acqua naturale. Esatto. Così la GCOM non ci può dire esatto. Insomma, abbiamo preso il controllo dell'Afghanistan grazie al signor Talebano. Grazie a te, caro cugino, abbiamo il controllo di Venezuela, Groenlandia. Non so, Groenlandia non ancora ufficialmente. Vabbè, ma ci si sta lavorando. Ora Iran, cioè, cugino, quanto ti stai dando da fare? Ci stiamo dando da fare. E le presidenziali del 2028 a questo punto? Sono già vinte praticamente. Ma allora, cugino, perfetto, non aggiungo altro, perché chiaramente che cosa si può aggiungere di più? Non sarà una puntata dedicata alla geopolitica, non sarà una puntata con noi che proveremo a spiegare cosa è successo, le cause, le possibili conseguenze. Non siamo una trasmissione che tratta di questo, noi siamo dei cialtroni, dei ragazzi di 20-30 anni che vengono qui a fare show, dicendo quello che pensano in maniera anche intellettualmente onesta. Io dico solo una cosa, perché chiaramente le solite polemiche dei soliti, che sono arrivati addirittura a definire inumano il godere per la morte di Khamenei. Allora, io vorrei dire una cosa: la pietà umana è una cosa che va destinata agli esseri umani, non ai maiali. Per questo, anche se di solito comunque bisognerebbe dare l'onore delle armi, anche se comunque di solito bisognerebbe rispettare le persone morte, vorrei ricordare che qui non siamo in presenza di una persona, non siamo al cospetto di una persona. Lui, il suo successore, che meno di 24 ore dopo ha preso un razzo nel culo pure lui, la moglie, la sua moglie, la nuora, che guarda, Israele e gli Stati Uniti hanno fatto un capolavoro, a differenza di come hanno fatto con Maduro. Non hanno ammazzato solo il leader. Oddio, Maduro Maduro non è Maduro in carcere con Diddy, che è in carcere, non è stato ammazzato. Comunque non hanno fatto fuori, non sappiamo quello che dice solo il leader. Ha fatto ogni sera quello che Khamenei ha fatto fare in una sera. Ecco, hanno fatto fuori quasi tutti praticamente. Però vorrei dire, la pietas umana è una cosa che va destinata agli esseri umani, non ai maiali. Non ai maiali. Khamenei non era un essere umano, era un porco, e grazie a Dio, al Dio cristiano, è morto. Signor Berbero, ora ovviamente dirà la sua un'opinione. Avete già detto tutto voi, che cosa devo dire ancora? Effettivamente. Ho fatto un ayatollah, se ne farà un altro, ma dopo l'altro. Ma anche quello. Esatto, continuerà ad essere un loop infinito. Finché poi cosa succederà?
Tu vuoi diventare leader, nuovo ayatollah dell'Iran? No, Ma noi abbiamo qui già il segretario di Stato americano pronto a prendere insomma anche il titolo di nuovo Shah di Persia. Assolutamente. Secondo lei, molto brevemente, come andrà a finire? Perché dato che l'Iran in queste ore sta bombardando quasi tutti i paesi del Golfo, aspettandosi non so quale reazione, coinvolgendo addirittura le basi militari del Regno Unito, quindi provocando anche una risposta di tutta la NATO. Ma i non solo bombardamenti degli Stati iraniani Uniti. sono di facciata, ogni tanto così fanno esplodere qualche bomba, sempre dopo qualche bombardamento. Vediamo quale sarà la reazione dell'Occidente a questi bombardamenti qua. Per ora è tutto Ma non molto... solo dell'Occidente, anche degli altri paesi del Golfo, Per il esempio. Bahrain, il Qatar, gli Emirati Arabi Ma Uniti, loro l'Arabia vanno Saudita. a traino. Quindi stiamo un attimo a vedere come si comporterà il tuo presidente. Il mio presidente. Beh, e allora, prima di andare con la canzone, andiamo con l'audio di Scogna, che anche lui in maniera molto moderata ci ha dato la sua opinione. Così chiudiamo questo primo blocco chiudendo con questo argomento. Vado? Buonasera a tutti. Alla fine è successo. Stati Uniti e Israele hanno incominciato la guerra contro l'Iran. Una guerra ormai telefonata, nel senso che era palese e lampante agli occhi di tutti che gli Stati Uniti aspettavano solamente il momento giusto, ovvero il momento nel quale le loro navi da guerra fossero nelle posizioni previste, per iniziare questo tipo di guerra. E essendo un attacco chiamato, sorprende il fatto che in tutto ciò il ministro della difesa italiano abbia deciso di andarsene in vacanza a Dubai. Ora, mi spiace molto per Crosetto, perché sicuramente è una persona estremamente competente, però ha fatto una figura di merda. Ha fatto una figura di merda tutto il governo italiano. Ma come può il ministro della difesa andare in vacanza a Dubai quando parte una guerra proprio in Medio Oriente, con Dubai tra le città pesantemente colpite dagli attacchi iraniani? Vabbè, povero. È un po' una figura di merda. Poi si apre un altro tema, il tema degli Stati Uniti e Israele che non hanno avvisato. Lì gli stati europei dovrebbero fare due cose. Uno, aiutare Israele e Stati Uniti in questa guerra, perché l'Iran merita di tornare a essere un paese civile. Certo. E merita di tornare all'interno dell'area culturale dell'Occidente. E due, alla fine di questo conflitto, alzare la voce, perché l'Unione Europea deve smetterla di essere schiava, perché in questo momento è schiava e inetta, perché in tutto ciò, mentre c'è una guerra in corso, mentre un suo territorio, ovvero Cipro, viene preso di mira dai missili iraniani, l'Unione Europea non fa un cazzo, non fa nulla. Come al solito, un'istituzione inutile, dove non succede assolutamente nulla, non vengono prese decisioni, ma vengono semplicemente fatti dei proclama. Ma come, Scogna? Non puoi dire che non ha fatto nulla. Ha fatto la von der Leyen, ha fatto una bellissima dichiarazione in cui chiedeva di risolvere la cosa per vie diplomatiche. Non puoi dire che non abbia fatto nulla l'Unione Europea. Ha chiesto la diplomazia a gran voce, con tutta la foga possibile. Alla pace, che non hanno alcun senso e non servono assolutamente a nulla. Ecco. Detto ciò, Khamenei è morto e ne siamo tutti contenti. Aspettiamo che l'Iran faccia fuori anche il primo ministro israeliano per perderci in una serata di feste di giubilo totale. No, buona serata. Aggiornamento No, ci dell'ultimo ora, dissociamo, ovviamente. hanno attaccato l'ufficio di Netanyahu. Sì, vabbè. Adesso stiamo a vedere se spunta fuori come un fungo o magari... Ma sicuramente. Tra l'altro, a proposito di quest'ultima cosa, la parte più divertente è stata subito dopo il bombardamento e le testate giornalistiche. No, a parte quello, le testate giornalistiche di regime iraniane hanno fatto un comunicato dicendo: tra 2 ore il nostro leader supremo parlerà alla nazione, e poi 10 ore dopo c'è stato il tizio in lacrime in televisione. No, ormai era già detto, ma lo sapevamo già tutti che e ha fatto quest'ultime figure di merda. La cosa più bella è stata poi, ancora qualche ora dopo, non so esattamente quante ore dopo, vedere gli Stati Uniti hackerare la televisione di Stato iraniana e mettere Donald Trump con i sottotitoli. Bellissimo. Che chiedeva al popolo di ribellarsi e di insorgere. Benissimo, signore, allora direi di chiudere questo primo blocco e di andare con la prima canzone. Cugino, tu sarai molto contento per questa mia scelta musicale, il Led Zeppelin con Trample Underfoot.
E rieccoci dopo Trampled Under Food o Trampled Under Food, Foot dei Led Zeppelin, fantastica canzone, cugino. E che dire, signor Berbero, i Barbari Eleganti su Radio Libertà integrati con, com'è che avevi detto prima? Con l'ausiliare Berbero. L'ausiliare Berbero. Come sono stati questi primi 15 minuti di ritorno negli studi di Radio Libertà? Molto formativi. Molto formativi. Bene signori, allora, prima di andare con le notizie, vorrei inaugurare una rubrica che mi è venuta in mente, perché quante volte noi abbiamo letto dei commenti su X, su Instagram, su TikTok e abbiamo pensato, su Facebook a maggior ragione, e abbiamo pensato il suffragio universale è una stronzata? Quante volte? Quante volte oggettivamente? Cioè io tutte le volte che leggo la gente che commenta penso ok, il diritto di voto non dovrebbe esistere, perché se il voto di questi decerebrati vale tanto quanto il mio, capisci che la democrazia ha poco senso. Però poi cugino, se pensi che queste sono, come dire, le posizioni anche di pagine come Aprite il cervello, sì, o robe simili, comunque da riflettere, ti viene l'abolizione del suffragio universale. L'abolizione del suffragio universale, esatto. Ecco, io chiederei l'abolizione del suffragio universale, ma contro di loro. Contro di loro va bene. E quindi vorrei inaugurare questa rubrica in occasione del referendum che ci sarà tra 20 giorni, praticamente 22-23 marzo, referendum sulla giustizia, per la separazione delle carriere, a cui ovviamente questa trasmissione radiofonica è schierata senza indugio per il sì. Penso che anche il signor Berbero possa dichiararsi per il sì. Totalmente d'accordo col sì. Totalmente d'accordo col sì. E da qua fino alla data delle elezioni, ma magari la protrarremo questa cosa anche dopo, prendere quelli che sono i commenti che dimostrano che il suffragio universale va abolito e mostrarli al pubblico ludibrio, così. E perché? Perché purtroppo per via della disinformazione del fronte del no, il no è in grande rimonta. Al momento è ancora avanti il sì, però c'è il rischio che questo referendum vada a finire con una vittoria, anche se risicata, del no. E se mai dovesse succedere, io voglio avere il gran piacere di poter dire ve l'avevo detto. Il problema è il suffragio universale, per cui ho deciso di andare nei commenti delle varie piattaforme e mostrare i motivi per cui probabilmente potrebbe vincere il no. Ma avete chiesto all'avvocato prima di fare questo? Vabbè, sono pubblici, quindi non dovrebbero dire nulla. Sono pubblici. Poi abbiamo ChatGPT dalla nostra parte. Quindi inaugurerei questa rubrica che ho deciso di chiamare Sparare sulla Croce Rossa, perché mettere al pubblico ludibrio queste persone è sparare sulla Croce Rossa, ma ci tengo a sottolineare, queste persone hanno il diritto di voto, quindi il loro voto vale tanto quanto il nostro, e direi, se posso chiedere alla regia di inquadrare lo schermo e mostrare questo primo tweet preso da X. Cocomi lesbica, vale 3/4, scrive, fa un post su X scrivendo, con 1050 mi piace, sottolineo a maggior ragione del... Raga, siccome ieri mia mamma e i miei zii stavano parlando del referendum e dicevano di votare sì per vari motivi, vi chiedo di darmi una fonte affidabile che spieghi bene a chi non sa cosa votare perché votare no, perché loro sono di sinistra e li devo convincere. Fin qua, vabbè, è un italiano abbastanza discutibile, ma nulla di male. Però vorrei far vedere poi le risposte. La risposta più bella è stata questa.
semplicemente basta dire che far entrare il governo all'interno di un organo di controllo non è mai una buona cosa. Risposta a sua volta, infatti l'ho accennato così, ma finché mi sono dimenticata la roba teorica, supportare la mia tesi è impossibile. A prescindere la sua Grazie, tesi è regia. impossibile, che è incredibile, vai. Però scusa, non volevo rubarti No, la no, scena. prego. Cioè, cosa si può commentare di fronte a queste cose con ma veramente il voto di questa gente vale tanto quanto il nostro? Vabbè, lascia stare noi due che studiamo materie giuridiche, quindi siamo sicuramente più informati, ma a prescindere, chi ha la voglia di informarsi veramente ed entrare nel merito, a parte la roba assurda del fare entrare il governo all'interno di un organo di controllo, numero uno, non è il governo, ma al massimo il Parlamento, ma anche lì è una cosa che c'era già, e poi un organo di controllo, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura non è un organo di controllo, è un organo di autogoverno. Quindi questo è a maggior ragione il fatto del molto spesso la gente va a votare su cose che non sa neanche per cosa sta votando. Quindi era solo per inaugurare questa rubrica del sparare sulla Croce Rossa, e se mai dovesse vincere il no, io ve l'avevo detto, la gente non dovrebbe avere il diritto di voto. Cugino. No, secondo me comunque una riflessione, se poi possiamo tornare un attimo sulla prima foto, è appunto il dire che spiega di votare per il no perché loro sono i suoi genitori sono di sinistra e li devo convincere. Allora, questo è il tentativo dell'opposizione di portare il referendum su un diciamo un qualcosa che non è, cioè un qualcosa di politico, quindi uno scontro tra governo e opposizione. Un referendum sul governo. Però è innegabile che ci sono grandi larghe fette del PD che sono a favore di questa riforma. Insomma, Martina l'aveva portato anche come proposta, esattamente quello che si andrà a votare. Quindi Sì, anche Pina Picerno, Picerno, tanti ex Pisapia, ragazzi, Pisapia. Pisapia, pensate voi. Dobbiamo trovarci Cocco lesbica che dice per convincere mia mamma e mio papà che sono di sinistra, tra i pochi di sinistra. Esatto, e li deve pure convincere. Infatti, è una roba ma incredibile. il punto è, Ma non solo, ma anche, non è mai anche una- persone della esatto. società civile hanno fatto dei convegni magistrati per il sì, cioè non è solamente il governo e la Meloni e i partiti di destra che sono... No, infatti è cercare di portare lo scontro su un campo a cui non appartiene, ovvero quello di governo contro opposizione, addirittura tirare fuori il fascismo come sempre, perché se Lì è sempre arriverà... sparare sulla Croce Rossa. Sì, esattamente, oltretutto per una riforma che è stata comunque per l'attuale sistema giuridico che è molto di stampo fascista No, rispetto... le carriere dei magistrati inquirenti e giudicanti sono state unificate dal governo fascista. Cioè, in che senso le carriere sono state unificate dal fascismo e separarle è fascismo? Cioè, è una roba incredibile, però non voglio entrare troppo nel merito. No, ma la cosa più divertente... Cioè, vorrei sottolineare quanto la gente non dovrebbe avere diritto di voto. No, ma la cosa più divertente è, primo, la separazione delle carriere l'hanno proposta loro già Sì. ai tempi. L'Alta Corte di Giustizia l'hanno proposta disciplinare l'hanno proposta loro Era ai nel tempi. programma elettorale del Partito Democratico. Il suffragio l'hanno proposto loro e quelli che dicono di no adesso. Tutti quelli che dicono di no adesso dicono che il governo vuole controllare la magistratura con questi atti. Ma non è che forse vuol dire una missione di colpa che erano loro quelli Certo. che volevano controllare il governo con quelle riforme, adesso si sono trovati un altro e Assolutamente. allora, non so, sparano su di noi in questa maniera. La verità è che sono schifosi, perché non funziona così. E speriamo che vinca Ma il sì. più che schifosi, direi intellettualmente disonesti. Perché Che vuol dire schifosi? Sì, perché ci vuole una grande disonestà intellettuale per arrivare a formulare certe cose. Però il senso era questo: sparare sulla Croce Rossa, questa nuova rubrica, perché, ripeto, se mai dovesse vincere il no, io voglio venire qui il giorno dopo, anzi il giorno stesso, perché sarà un lunedì, non so se andremo in onda, penso di sì, ma può darsi di no, perché ci saranno potrebbero esserci altri format di Radio Libertà che commenteranno i risultati elettorali, ma nel caso dovessimo esserci noi, lunedì 23 marzo, io voglio venire qui e dire ve l'avevo detto, cioè abbiamo fatto votare questa gente. Purtroppo, chiaramente... non possiamo venire qui a proporre formalmente l'abolizione del suffragio universale, però ragazzi, nel momento in cui i cittadini, per Costituzione, perché la Costituzione prevede così, sono chiamati ad esprimersi su degli argomenti tecnici
e vedi che non c'è nemmeno la minima volontà di informarsi dal punto di vista tecnico concreto, ma semplicemente datemi le ragioni del no, e la cosa che gli rispondono è una falsità, e fa capire che questa non è neanche gente in grado di intendere e di volere, sono degli analfabeti funzionali. Ripeto, io voglio venire qui e dire: ve l'avevo detto, signori. No, ma cugino, oltretutto mi fa venire in mente una cosa. Io ne avevo discusso con una persona che conosco, appunto a favore del no, e io ho chiesto proprio, dimmi punto per punto perché questa è una riforma che mette in pericolo la democrazia e perché bisognerebbe votare per il no. Non ho più ricevuto una risposta a quel messaggio. Perfetto, e direi che con questo possiamo chiudere il secondo blocco e andare con la seconda canzone, prima un po' di pubblicità e poi con la seconda canzone. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Nei fine settimana riascolta i tuoi programmi preferiti. Domenica aspettati il meglio sui canali di Radio Libertà. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Beg for it. masochistic. The way you worshiping my body like you're superstitious. I didn't think we'd end the night with you wearing my lipstick. And now you're bound up in the ground with this what you understand. Don't get up, stay on the ground now. You're gonna do it, I want to make a sound now. Don't send up, just use your words for me. It's pretty please. It's sexy on you fucking baby, you get what you deserve. You want it, I need it. And I can promise that I'll make it high. Just need you to beg for it. Still in your eyes, take a deep breath and I'm your oxygen. Babe, you'll be just fine. Vision dissipates, you asphyxiate. It's kinda funny how I don't see any for you to breathe and take your heart out of nowhere and probably out of my sleeve. And have a problem distinguishing between lust and greed. Anything that you want, I'll be what you fucking want. Baby, you get what you deserve. You want it, I need it. And I can promise that I'll make it high. I wanna show you what you're worth. You ain't nothing, you ain't nothing. 'Cause I'm your god to love and to serve. Just need you to make the for it. Good job. Stay on your fucking
E dopo Vana con Bag, punto esclamativo, strana scelta musicale, cugino, e bentornati ai Barbari Eleganti qui su Radio Libertà. Ci dicono dalla regia che dovremmo avere una chiamata. Buonasera. Buonasera, sono sempre Riccardo dalla provincia di Frosinone. Bentornato Riccardo. Allora, io volevo fare una precisazione su quanto riguarda sempre il referendum sulla giustizia. Prego. Da quando mi hanno riferito alcune persone in questi giorni, mi hanno detto se tutti i giuristi erano contrari. Invece non è nulla vero, perché solamente l'ANM e alcuni giuristi sono esattamente contrari. Invece certo. tanti magistrati e giuristi sostengono invece che sostengono la riforma, convinta che essa migliorerà la qualità della giustizia. Guardi, già in questo studio ci sono almeno 2 giuristi a favore della riforma, quindi già questo. Invece voglio anche rispondere che la separazione delle carriere non sono assolutamente un pericolo per la democrazia, perché paesi come la Germania, la Spagna e il Portogallo hanno le carriere già separate, senza che ci sono dubbi sulla democrazia di questi ordinamenti. No, ma in realtà bene o male quasi tutti i paesi europei hanno le carriere separate, a parte la Grecia e la Francia con un sistema particolare, ma comunque quasi tutti hanno la separazione delle carriere. Noi e la Grecia siamo l'unico con questa unione così netta. Che la Bosnia-Herzegovina. Ah, no, vabbè, certo. Comunque vorrei dire che già in tutta la provincia di Frosinone abbiamo iniziato i comizi elettorali. Sabato pomeriggio nel mio paese ci sarà il comizio elettorale per la campagna democratica per referendum sul sì da parte di Fratelli d'Italia. Ecco. Bravi. Ecco, da parte di Fratelli d'Italia e da parte di Italia e Movimento no. Quindi anche il suo partito, anche il partito che lei ha fondato farà dei gazebo, la campagna elettorale per il sì. Ecco, non aggiungo altro e vi auguro una buona serata. Grazie, buona serata anche a lei. Bene, avete presente il discorso che facevo prima sul suffragio universale? Ecco, allora direi che possiamo andare con dalla regia, mi sa che dalla regia concordano. Allora, direi che possiamo andare con le notizie. Allora, perfetto. Dai, partiamo con stacchiamo, abbiamo fatto dei discorsi seri, guerra in giro per il mondo, referendum, separazione delle carriere. Adesso, in quest'ultimo blocco, possiamo andare con quello che è il vero core business dei Barbari Eleganti, ossia commentare le notizie più scabrose che arrivano al giornalismo italiano e non solo dell'ultima settimana. Ragazza ubriaca manda un messaggio al ragazzo con cui è uscita ringraziandolo per la bella serata. Lui però è ancora a casa sua. Che notizie del cazzo. Cugino, a proposito dei tuoi sabato sera. Ma ti è mai capitata una situazione del genere? Così no, cioè, spero che l'articolo possa, come dire, dare quantomeno un contesto a questa notizia. Ma veramente, cioè, il giornalista che l'ha scritto è un cane maledetto. No, e pensa a quelli che la commentano. Una donna è diventata virale dopo aver raccontato la memorabile gaffe che ha fatto lei. Zoe Chaplin è infatti uscita con un ragazzo conosciuto su Tinder, ma in quell'occasione ha alzato un po' troppo il gomito e si è letteralmente ubriaca. Della serata dunque non ha grandi ricordi. Tuttavia non le è dispiaciuta. Per questo motivo la mattina dopo ha voluto ringraziare il giovane per la compagnia mandandogli un messaggio. Non si aspettava però la sua risposta. Ovviamente potrete immaginare lo shock della ragazza nel leggere le parole del "sono ancora sul tuo divano, ti ho messo a letto ieri sera".
Ti è mai successo a te? Dai, Esatto. cerchiamo di girarla in questa maniera. Esatto, cugino, ti è mai capitata un'esperienza del genere? No, anche perché, insomma, io non sono solito utilizzare Tinder. Che app usi di solito tu? Cugino, andiamo avanti. Signor Berbero, lei ha mai avuto delle esperienze in stato di ebbrezza di questo tipo? Stato di ebbrezza, sì, ma noi di questo Non fino a genere, questo poi, non livello fino di a questi ebbrezza. livelli. Te invece no, voglio sapere te, effettivamente. No, io Hai mai no, messa io- a letto, poi magari si è dimenticata pure del... Più probabile il contrario. No, assolutamente, ma io ho dei sabato sera assolutamente noiosi, li passo a guardare Sanremo, quindi figuratevi se mi possono accadere delle robe del genere, e anche se mi accadessero non le verrei certo a raccontare qui, quindi direi che possiamo passare oltre. Prossima notizia. Allora, no. Ah, questa è interessante, riguarda sempre il rapporto tra coppie. Paga l'affitto alla fidanzata in difficoltà economica, ma lei usa i soldi per tradirlo. Beh, cugino, questo è pane per i nostri denti, o no? Allora, cosa non si fa per amore? Leggo dall'articolo. Un uomo di 29 anni, per aiutare la sua compagna che sosteneva di avere problemi economici, le ha prestato del denaro. Peccato che invece di pagarci l'affitto, come aveva detto, la giovane ha pensato bene di usare i soldi per tradirlo. La strana vicenda è stata raccontata su Reddit dallo stesso fidanzato, il quale ha dichiarato che nelle ultime settimane aveva la sensazione che qualcosa non andasse nella loro relazione. Ha spiegato: lei e la sua amica avevano programmato di andare in Inghilterra per una settimana e dovevano partire il giorno dopo San Valentino. Tuttavia mi aveva scritto che sarebbe andata dalle sue sorelle a Seattle nei 3 giorni precedenti. Quando era fuori città, la donna si era fatta sentire pochissimo e questo atteggiamento lo ha reso ancora più sospettoso sul fatto che stesse succedendo qualcosa. Così, una volta andato a prendere all'aeroporto, l'ha affrontata ed entrambi hanno ammesso che qualcosa non andava. I soldi sono serviti a comprare il biglietto per andare a trovare un altro uomo. Cugino, se ci fosse stato l'amore libero, questo discorso a quest'ora non lo staremmo facendo. Ma ovvio che no, insomma. Questo qui è, come ho sempre detto, cioè la maggior parte delle relazioni tra due persone finisce per motivi sessuali, ovvero, ma come è normale che sia, una persona può stancarsi in un tal momento e non trovare più lo stesso interesse per il partner. Bisognerebbe andare avanti, superare questa cosa, cioè essere onesti fin dall'inizio, ammettere la possibilità di avere dei rapporti poliamorosi ma anche solamente di coppia aperta, di scambismo. Sì, ma la particolarità della notizia qua sta nel raggiro più che altro. Ecco, quello invece è... Vabbè, ma lui è un pirla, cioè che c'è da dire. È più lei intelligente che lui pirla, mi sa. Ma entrambe le cose, cioè, secondo me una non esclude l'altra. Cioè, se sei stato raggirato così facilmente, o era molto innamorato o era molto stupido, magari entrambe le cose. Quindi dici un po' metodo Vanna Marchi, è colpa sua che non è stato attento. Beh, in questo caso sì, il metodo Vanna Marchi è sempre all'ordine del giorno, cioè lo vediamo ad ogni puntata di questo programma, dalla tizia che si è fatta fottere 1 milione di euro con il finto Brad Pitt, insomma ne abbiamo visto. Sono un astronauta e mi è finito l'ossigeno, fammi un bonifico. E queste ci cascano. E qua ritorno sempre al discorso sul suffragio universale. È giusto che queste persone abbiano il diritto di voto? Secondo me no. Comunque, tornando nel merito della vicenda, signor Berbero. È una roba alla, non so se ti ricordi, Amici miei, dove vanno, certo, dove vanno al cimitero e gli dice mai andare in Germania. Guarda, ti faccio i complimenti perché lo stavo per citare io. Non bisogna mai andare in Germania. Non bisogna Paolo. mai mandare la ragazza in Inghilterra a questo punto, perché cioè, bisogna sempre adattarsi agli anni in cui ci si trova. E alla fine. Quindi dici la soluzione, come direbbe il talebano, è tenere le proprie fidanzate segregate in casa e impedir loro di. E difatti lui è diventato grande leader dei talebani in Afghanistan. Ecco. Quindi alla È fine... un cerchio che si chiude, è un cerchio che si chiude perfettamente. Tutte le congetture alla Red Ronnie, è incredibile. No, non toccarmi Red Ronnie, che è la persona
persona che più seguo quando mi devo addormentare la notte. No, mi rilassa ascoltare i podcast di Red Ronnie e un'altra trasmissione di Radio Libertà che però non andrò a citare. Bene, bene. Cugino, fatemi dire una cosa, c'è quel poveraccio della settimana scorsa in Turchia per una foto, 2 commenti, divorzio, il mantenimento, e qui invece c'è... Quindi meglio la Turchia o meglio noi? Vabbè, meglio la Turchia dipende. Sicuramente per, non so, per determinate categorie di persone è meglio la Turchia. Lasciamo, non approfondiamo. Ora vorrei ricollegarmi allo sparare sulla Croce Rossa, perché vorrei leggere una notizia su Toninelli, l'ex ministro Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle, e ogni volta che lui fa una sua uscita in pubblico o pubblica un video su TikTok o su Instagram, andare a commentare sempre un po' come sparare sulla Croce Rossa. Ma qui ha fatto qualcosa di veramente veramente divertente, quindi merita di essere menzionato. L'ex ministro Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle scorda il disco orario e viene multato, ma poi arriva l'accusa: il comune fa cassa con le multe. Quante volte abbiamo preso una multa e ce la siamo presa con la polizia o con il comune? Tra l'altro un mio conterraneo, il buon Toninelli, e va ricordato che vota sì. Oltretutto, Oltretutto, l'unico dei 5 Stelle che va quantomeno onesto e vota sì. Quindi... Ma infatti non è più nei 5 Stelle. Un po' come Di Battista. No, Di Battista non ne parliamo. Vabbè, evitiamo le multe. No, volevo dire le querele, ma okay, siamo in tema. Mi son pigliato una multa perché non ho messo il disco orario. Dai che finiamo la settimana di lavoro in bellezza. La settimana di lavoro? Ma perché lavora questo? Che lavoro fa? Fa l'agente assicuratore. Fa l'agente assicuratore. Non vorrei mai che ti assicurasse qualcosa. No. Guarda. Dai che finiamo la settimana di lavoro in bellezza. Ho parcheggiato 10 metri sulle righe bianche in questa landa desolata della Lombardia e mi sono pigliato la multa perché non ho messo il disco orario. Sono queste le parole dell'ex ministro grillino Danilo Toninelli nel video pubblicato sul suo canale TikTok. Il comune di Castellone nel Cremonese, per la cronaca, fa cassa con le multe. Vergogna! Lui, tornato oggi semplice cittadino e attivista, conclude poi con l'invettiva contro amministratori e politici. Io, sempre per ripeto, sparai sulla Croce Rossa, mi ricordo un video dell'anno scorso di Toninelli che andava al supermercato, prendeva le uova di Pasqua della Kinder, visto che ci stiamo avvicinando alla Pasqua, prendeva le uova di Pasqua della Kinder e mi ricordo che aveva fatto un video pubblicato su TikTok dicendo: le uova di Pasqua della Kinder 15 euro, e la Meloni dice che va tutto bene. Le uova di Pasqua della Kinder a 15 euro e la Meloni dice che va tutto bene, e questo governo non fa nulla. Vergogna! È più o meno lo stesso livello, o no? Sì, no. Cioè, quella opposizione spicciola. Sì, infatti, 5 Stelle dalla prima ora proprio. Una sì. Roba... È proprio l'uno vale uno. Capito? Proprio una roba del genere. Poi, cioè, ma ti rendi conto? Le uova della Kinder a 15 euro e la Meloni non fa nulla? Sì, no, ma io fossi stato ma io farei subito un'interrogazione parlamentare per una roba del genere. Cioè, ma perché Conte... Vogliamo le uova di cittadinanza. Il prezzo calmierato per le uova. Il prezzo calmiato per le uova di Pasqua. Ragazzi, in questo caso gli salviamo il diritto di voto perché ha detto che vota sì. Per questo che non vuole infierire troppo su di lui, per cui lui vota sì. Perché altrimenti anche per lui ci sarebbe da fare il commento. Insomma, caro cugino, da un visionario che voleva creare il parco giochi sul Ponte Morandi da ricostruire, insomma... c'è ben poco da dire. Ho visto i fratelli Weasley, però io andrei su quella, giusto per... Ma torniamo sempre al solito argomento. Frequenta 2 gemelli contemporaneamente, ora vivono tutti e 3 insieme. Cugino, senza entrare nel merito della notizia. Spettacolo. L'unico problema che puoi avere poi magari è confonderti con il nome, ma poi lì anche dipende da che tipo di gemelli sono. Quindi... Magari è un gioco erotico confondere il nome, quindi... Potrebbe anche essere, bravo signor fine... Berbero, bravo. Beh, scusa, quante volte noi maschi bianchi, etero, babosi abbiamo fatto i discorsi del guarda le 2 gemelle svedesi, adesso vogliamo negare alle signore il diritto a fare gli stessi commenti e le stesse fantasie? Direi assolutamente di no. Non bisogna essere maschilisti. Nong Fa
giovane donna thailandese del distretto di Nakhon Phanom, ha raccontato di aver conosciuto i fratelli gemelli Singh e Suea l'anno scorso, mentre lavorava come cameriera per pagarsi gli studi universitari. La scintilla iniziale è scattata grazie a uno scherzo di un amico, che si è rivelato quasi profetico poco tempo dopo. I gemelli hanno iniziato a scambiarsi messaggi con lei tramite l'app Line. Da quel momento la giovane ha iniziato a sviluppare sentimenti per entrambi, che sembravano corrisposti. L'inizio della relazione è stato discreto, ognuno viveva separatamente, ma con il passare delle settimane i due fratelli hanno iniziato a frequentarla sempre più spesso, fino ad andare a convivere insieme. Una senza gelosia. Nong Fa ha sottolineato che i fratelli non hanno mai litigato o mostrato gelosia, definendoli mild-mannered e pacati. La convivenza è stata organizzata con logistica e collaborazione. Lei li aiuta a gestire le finanze aprendo conti bancari separati e supervisionando i risparmi mensili, mentre loro lavorano nell'agricoltura locale, con Singh alla guida del trattore e Suea alla mietitrice del riso. Lunga vita all'amore libero, come diceva il cugino. Il cugino, alla fine è così. Ottimo. Signor Berbero, ma lei se la sente di giudicare queste persone? No. Li lodo. Li loda? Certo, ma come si fa a non lodare? Poi è una roba così geniale, tra l'altro, 2 conti separati, cose... Però io volevo parlare di te. Di me? Sì, di te, perché tu sbagli i nomi delle città. Castellone... Vabbè, scusa, ma sono thailandesi. L'hai chiamata Castellone. Una roba come si chiama? Castellone? Castelleone. Te Castellone. No, c'era scritto Castellone, Non si chiama Castellone, si chiama Castellone. Allora ho sbagliato l'articolo. No, ho sbagliato l'articolo. Poi il nome in inglese te sei mia buona deal. Poi... il nome in thailandese invece l'hai detto bene, non è che frequenti tanto la Thailandia, vai lì, cosa ci nascondi te? Non è che sei uno di quelli che va... Stacca, ci stanno tracciando. Stacca. No, chi non vuole andare in Thailandia non è andato in Thailandia per un motivo sacrosanto, insomma. Io so che ci sono persone che lo frequentano per persone che conosco, che purtroppo frequentano la Thailandia per strani culti New Age legati a droghe estratte dal veleno del pesce palla. Vedi, sempre per tornare a Red Ronnie comunque. Le persone normali invece quando vanno in Thailandia vanno alla ricerca di quello che fanno tutte le persone normali, ovvero di Ladyboy. Le persone normali, sottolineiamo. Certo, scusa, mi vai in Thailandia per fare cosa, se no? Perché vai in Thailandia? Ma non lo so, per la cultura, per il cibo. Il cibo thailandese è ottimo. No, neanche dalla regia non ci credono. Tu devi atterrare una delle città più inquinate del mondo, dove non riesci a respirare, dove ti fanno male gli occhi non appena metti fuori dall'aeroporto, dove attraversare il traffico. Sì, ma l'hai visto pure il traffico com'è, figa. Vabbè, quelli lì devo guidare io. Ma se devi attraversare, ti sfido ad attraversare la strada in Thailandia. Poi se cadi dentro un fosso in Thailandia muori, se cadi dentro un naviglio ancora. Insomma. Poi come ti ho fatto vedere nel video che ti ho mandato, cugino, ti fanno pure il 2x1 i Ladyboy, cioè se non li paghi te menano pure, quindi c'è anche il doppio gioco erotico, scusa. Pure questa fantasia. Certo, c'è anche cugino, perché no? Insomma, ti fanno il 2x1, te lo fanno pagare con un prezzo unico e ti si lamenti pure. Diciamo che il minimo comune denominatore di tutta questa trasmissione oggi è il sesso. Camerei che ha ricevuto i missili, Diddy che tra l'altro sta lì con Maduro, l'amore libero, i Ladyboy e robe varie. Alla fine il minimo è da 4 anni che dire benvenuto ai barbari eleganti, signor Berbero. Quindi allora siamo in chiusura di questa puntata. Signor Berbero, che ne pensa nel complesso? Com'è andata questa settimana secondo lei? Spumeggiante, spumeggiantissimo. Ci faccia un commento su come vede nel complesso un po' tutte queste cose. Anche vorrei sentire anche la sua opinione sulla cosa del suffragio universale, che secondo me è molto interessante sapere anche la sua di opinione. Preferisce non schierarsi. Preferisco non schierarmi, però alla fine dai, ci sono cose belle di cui ridere e scherzare nonostante tutto. Stiamo qua il 23, mi raccomando ci sarà lui a parlare del referendum, come andrà. Sì, come spero. Poi ripeto, magari Radio Libertà cambia la programmazione per fare uno speciale apposta, è accaduto negli scorsi anni, non lo so, però vabbè, mettete lui vicino a voi. Nel caso il commento trash. Gino, vuoi fare l'appello alla redazione? Facciamo l'appello tutti alla redazione. Innanzitutto ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma.
Sì, tra l'altro vorrei chiedere a Radio Libertà di sistemare le sedie, che è da prima che Vabbè, ma adesso no. insomma È un appello che no, mi dicono dalla regia. Vabbè. Perché Almeno dai, guardate. Caro signor Berbero, dicevano che il governo di Israele pagasse $7.000 a post tutti gli influencer che facciano pubblicità a favore di Israele, ma io questi 7.000 euro a puntata non li ho ancora visti, quindi mi sa che non deve essere molto vero. Ma purtroppo quando dicono siete pagati dai sionisti, siete pagati da Israele, ma magari siamo qui con le pezze al culo, ci vedete? Vi prego, faccio un appello. Bibi. Se sei ancora vivo. Bibi, no, ma è ancora vivo. Bibi, un bonifichino piccolino, 500 euro, non chiedo tanto. Un bonifichino piccolino. Di quanto? 500 euro. 500 euro? Ma neanche tanto, I vedi? microfoni quanto costano? Non lo so. No, i microfoni sono perfetti, devo dire. Va bene, Una sedia, dateci una sedia. Una sedia. La sedia di Camelei. Una sedia nuova, La sedia di magari Camelei. ci compriamo una cuffia in più giusto per se invitiamo un altro ospite, magari delle telecamere nuove, magari quelle costano un pochino di più, 1.500. Dai, Bibi, anche io? No, un assegno bianco, un assegno in bianco, noi scriviamo un po' la somma che va bene così, dai. No, non credo che sia cultura locale fare quelle cose, però fare queste cose, però penso che vogliano sapere esattamente la cifra, poi anche per scaricarla a fini fiscali. Bene, signori, spero che questa puntata tra il serio e il faceto dei Barbari Eleganti vi sia piaciuta. Vi diamo appuntamento prima di tutto giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30 con il miglior programma di approfondimento musicale che c'è in questo continente e tra un po' anche in questo mondo, perché tanto ringraziamo tanto cosa perché tanto ringraziamo il signor Berbero per essere tornato qui da noi, per averci portato la sua esperienza, per averci portato per averci fatto compagnia, diciamo così, ci ha fatto compagnia e ovviamente la invitiamo a tornare a trovarci quando vuole, tanto il signor Talebano dovrebbe essere libero, cioè o impegnato, già impegnato abbastanza per a vincere una guerra, per tutto il mese di marzo, quindi se vuole tornare ci fa assolutamente piacere. Fa piacere anche a me, dai. Veniamo qua a romperci il culo. No. Ringrazio i gentili ascoltatori, ringrazio la redazione di Radio Libertà per averci permesso questo. E ringraziamo la nostra grandiosa regia che ogni settimana ci sopporta. Io direi d'ora in poi, ogni volta a fine puntata, di ringraziare sempre la regia, perché è doveroso. È doveroso perché più passa il tempo e più stiamo diventando insopportabili. Conferma. Quindi ci vuole anche una grande pazienza. Ci vuole la quota berbera, no? Hai visto? Dice di sì. Bene, signori, non ci resta che dire a settimana prossima e come sempre, amici, viva i piedi! Stronza. Per la tua pubblicità